C'è la possibilità che il comune di Valbrenta passi sotto il Trentino Alto Adige, si stanno muovendo come comune. Non so assolutamente niente. Inutile. Inutile, assolutamente inutile, perché basta solo avere delle agevolazioni e degli investimenti sul territorio, infrastrutture e via dicendo, basta solo copiare da loro, i soldi ci sono, invece che destinarli alle Olimpiadi 80 milioni per fare una pista da bob che andranno in due. Per me no, non lo vedrei. Beh, il Trentino Alto Adige ho sempre sentito parlare bene e non mi dispiacerebbe. Perché? Perché ho sentito che la gente che abita là sta bene e hanno di più di qua. Io sono affezionato al Veneto e alla città di Venezia. Un cambiamento così mi confonderebbe un pochino. Valbrenta passerà molto probabilmente sotto il Trentino Alto Adige, il comune si sta muovendo. Benissimo, benissimo, sono favorevole. Non male, sì. Non le dispiacerebbe? No, Perché? ci sono parecchi vantaggi economici passare nel Trentino, anche come regole. Guardi, non lo vedo in nessuno modo, scusa, ma no, proprio. Non le piace? No. Speriamo che sia vero. Lo vedrebbe bene? A me sì, sicuramente vedrei bene. Perché ho moglie anche a Trentina, allora. Come tasse sì, come Trentino no. Perché? Perché non è Vicenza. Cioè io sono vicentino, sono Vastagna, quindi sono vicentino. No, No. io non sono d'accordo. Categoricamente no. No, Perché? perché il Veneto è Veneto, è il Trentino che si tiene loro.